Abete rosso. Perché dite che abete rosso? Perché abete... Una mano alzata e qualcuno mi risponda. Grazie. Vediamo le pigne. Vediamo le pigne, non mi basta. Cadute che sono identiche a quelle che ci ha portato a scuola. Poi che altro deve avere di caratteristiche? Lui che sono lunghi, 16 Marco. che hanno la corteccia bella grossa, bella resistente. Di che colore è la corteccia? Marrone. Io direi un po' rossiccia. Per terra è pieno di foglie di abete rosso, ormai cadute e quindi ormai secche, che verranno decomposte dagli animaletti. E ci sono tutte le pigne che vi piacciono e che continuate a raccogliere. Se guardiamo un po' come sono cresciuti gli alberi, sono molto vicini, ma la luce del sole riesce ad arrivare al terreno e così possono crescere le altre piantine. Se la luce non arrivasse a terra, Non crescerebbe. non ce la farebbero a crescere. Camminando vi siete già accorti e si vedono anche qui, ci sono sassi. Sì, pieni di muschio. Sassi ricoperti di muschio, che sono tutti quei sassi che abbiamo detto essere importanti per il fenomeno del carsismo, giusto o no? Guarda. Avete trovato altro? Ho Franetti, trovato della pigne, pigna. ok, pezzettini trovato di questo muschio, un pezzo di corteccia, un Mangiata. altro pezzo di pigna staccata. Altra cosa, alla base degli alberi, c'è qualcosa di verde. Giulia. Muschio. Muschio, perché sta lì tutto alla base? Perché Le osservazioni, se le facciamo insieme, funzionano meglio. Poi guardiamo i rametti. Perché? Bambini là in fondo, perché c'è il muschio alla base degli alberi? Là in fondo ho detto. Pensate un po'. Provate a pensare. Il muschio per vivere ha bisogno di stare al caldo o al freschetto? Questi non fanno il presepe. Non vanno in giro a raccogliere muschio per fare i presepi. Al fresco. E quindi alla base degli alberi si risente, bimbi, allora, nella lettiera, cioè lo strato che state gentilmente accarezzando, anche col vostro fondostina, ci vivono tanti animaletti, comprese formiche, piccoli bombi, ragnetti e i bombi un po' pungono. Ma soprattutto se facciamo buchi ti disturbiamo la casetta. Lui ha già trovato un insetto. Quindi non fate buchi per terra perché disturbiamo gli animaletti. Allora il muschio cresce alla base perché ha bisogno di umidità e quindi da qui arriva l'acqua della pioggia che scivola e quell'acqua che scivola da dove? Da dove scivola l'acqua? Quando piove? dal cielo. E va dove? Sopra la cima degli alberi e poi? E poi scivola lungo i tronchi fino alla base. E allora dove scivola acqua troviamo soprattutto il muschio. Avete scavato bene che se vi avevo chiesto di non farlo? No. Ma siete guardiani della foresta o siete bambini dispettosi? Guardiani della Siete bambini dispettosi, mi sa. Ci mettiamo di nuovo in piedi e andiamo. Che dobbiamo continuare la passeggiata. Simone ha scavato con il E altro a proposito di radici. Pensate, loro ci aiutano. Abbiamo già parlato della pigna. Le radici ci stanno aiutando a fare il nostro sentiero quasi come fossero gradini. Ma pensate che queste radici tengono in piedi un albero così alto. Mamma mia. Ieri bisogna controllare le indicazioni. Nessuno si è accorto che lì c'è un segno sull'albero? Io sì. Sentiero M, ma magari qualcuno si è accorto che qua e là c'erano anche dei punti blu. Sì, prima. Altre indicazioni di sentiero. Sì, sentiero Giù. Concentriamoci perché guardate il sentiero adesso diventa avventuroso. Quindi attenzione, basta raccogliere un lichene, ma basta raccogliere per favore. Chi è che non capisce? Basta raccogliere. Concentratevi a camminare con calma. Sei tu? Scendi con me? No. Edoardo, scendi con me? Lo stai facendo cadere.
Ah, questa è la traccia di cibo di scoiattolo. E ci dice anche che lo scoiattolo mangia pigne e diabete rosso. Sulla testa guardate gli abeti sopra di voi. Sulla testa guardate gli abeti sopra di voi. Guardate come sono alti. Sulla testa che non vedo le teste su, Guardate Camilla. come sono alti. Quello lì è pedestinoso. E qui siamo in un punto, bambini, siamo in un punto importante perché se guardate bene gli abeti rossi si vedono tutte le pigne ancora appese. Guardate come penzolano. Lì ce ne sono la marea. Guardate lì, guardate là quante sono. Quindi lo scoiattolo che non vuole far fatica aspetta che le pigne cadano a terra e se le mangia. Ma questa zona qui di bosco possiamo chiamarlo bosco misto. Perché? Vediamo chi mi risponde. Perché è misto, ragazzi? Sì, giusto, ci sono tanti tipi di alberi e ci sono i due alberi che abbiamo già studiato. L'abete rosso e il faggio. E visto che siamo sempre fortunati per questo raggio di sole, C'è un altro segnale. bravo. Aspetta, visto che siamo fortunati per questo raggio di sole, guardate come cambiano i colori con il sole. E adesso, altra osservazione, siamo fortunati in questo momento, giratevi, guardate il vento come fa a muovere gli alberi. Se guardate bene, vedete anche i tronchi che si muovono. Dovete guardare con attenzione, più vi Si volete, vedono più senza cambiate, binocoli, i Camilla. binocoli non vi servono. Il faggio si sta muovendo così. Perché Sembra il un faggio ventaglio. è un po' più elastico, flessibile, si dice dell'abete rosso. Ma se guardate in alto si vedono appena muoversi anche i tronchi. L'abbiamo fatto anche il gioco in classe quando sei venuta. Siamo per uno, senza mani. Andiamo. Andiamo avanti per uno. Rischiamo di farci male. Allora, guardate quante piantine, mi vedete se voi state fermi lì. Voi state fermi dove siete? Non mi ascoltate più. State fermi, vi faccio vedere 2 o 3 cose. Fermi. L'ho detto? L'ho detto? Allora, vi abbiamo detto l'albero col muschio, le rocce con il muschio. Qui sopra guardate quante piantine hanno delle foglie. Sì, non sono i veri trifogli che conosciamo di solito. I bimbi là in fondo cosa stanno facendo? Emma. Vi ho detto di scendere. No. Anche là c'è. Questi trifogli strani fanno questi fiorellini di che colore? Bianco. Quanti fiori bianchi abbiamo visto finora? Tanti. Pochi. Ne abbiamo visti 2, ci siamo fermati a studiarne 2 per ora. Questa si chiama acetosella, perché le foglioline si possono mangiare e sanno un po' di aceto e un po' di limone. E per chi viveva in bosco o lavorava in bosco, era un modo per dissetarsi. Poi, altra cosa importante. Ma c'è. Cosa c'è? Questo qui volevi, se torni indietro col piedino è meglio. Qui abbiamo dei licheni bagnatissimi, quindi qui la signorina alga sta facendo la fotosintesi, sta producendo tutte le cose buone da mangiare per lei e per il suo amico fungo. Ok? La mettiamo qua che magari qualche cervo se la può mangiare. Poi ci sono altre piante importanti, sono queste, sono piccole felci. Sembrano ortiche, là ce n'è un'altra che sporge e guardate tutte le rocce dove c'è un po' di umidità, piene zeppe di muschio. Se scendete dal sentiero trovate i sassi, sono scivolosi e rischiate di farvi male alle caviglie. Cosa dite? È meglio stare sul sentiero, no? Ah, ok, torna indietro, perché devi distruggere col piede quelle piante? Siete Perché è guardiani bello, vero? della foresta. Se non la proteggete voi la foresta, chi volete che la protegga? Adesso vi girate e guardate le rocce sopra noi. Anche là ci sono i Guardate quante sono nascoste e quanto lavoro ha fatto l'acqua per scavare tutte le gallerie che si sono formate tra le rocce. Ma poi volevo farvi pensare a quel abete rosso che c'è lì. Dove avrà messo le radici?
Mica facile crescere in mezzo a tutte le rocce. Queste rocce. Bisogna incastrarle, bisogna avvolgerle per riuscire ad ancorarle e quindi evitare di cadere. Va bene? Ovvio che qui in mezzo è pieno di animaletti. Ho visto un insetto. Probabilmente nelle fessure delle rocce si formano delle tane, sia per la volpe, ma può essere anche per la puzzola. Qui i conigli non ce ne sono, qualche leprotto ma pochine. E inoltre ricordiamoci tutti i piccoli animaletti, i topolini per esempio, oppure le ardite. Poi vi faccio vedere, ma adesso camminiamo ancora un po'. Vado avanti io nei sentieri, giusto? Sì, Edoardo. E noi per uno? Ma non è una tana quella. Certo. No, Per uno. State qui vicino. Vi voglio qui a fare un semicerchio. Semicerchio. Mi molli la manina per favore? Siamo pronti? Bene, che cosa mi dite di questo pezzo di legno? Guardarlo bene. No, scusate bimbi, se state tutti giù, tutti vedono. Sei troppo Se no- alta, Aurora, davanti. Se fate un passo indietro vediamo tutti. Per favore, fate un passo indietro. Accucciati, Giosuè. Perché voi non fate un passo indietro? Ancora? Così vedono tutti i compagni, se no alcuni vedono e altri no. Vi dovete mettere qui, bambini. Bambini, vi dovete mettere, se no non vedete niente. Io guardo da qua. Bambini, vi dovete mettere di là, se no non vedete niente. Accucciatevi. Di qua, bambini. E un po' da cucciato. Io non lo conosco. Ma non si vede niente. Se ci sono io Camilla, vieni dove sono io. Allora, questo vi avete detto che è un pezzo di legno. È coerente, giusto? Che succede? È un pezzo di legno? si accuccia. E che pezzo di legno è? Accucciati. Che pezzo di legno è? È diverso. Cosa sarà mai? Cos'è quello? È un albero tagliato. Sono le radici di un tronco. Ragazzi, radici di un tronco. Belle Molto probabilmente era anche questa un abete rosso. Non vediamo più la corteccia, giusto? No. Questa potrebbe chiamarsi ceppaia, quello che resta di un albero tagliato. E infatti, qui sopra, noi abbiamo tutta la parte tagliata. Non vedo la corteccia, vedo che ci sono tante piantine, dunque l'albero è diventato il supporto per un sacco di piante, compresi i licheni di un altro tipo. Questi sono altri licheni, guardate le forme diverse rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Questi sembrano come una polverina, ma un albero lasciato in bosco serve tantissimo. Un po' perché il legno decomposto viene riciclato, un po' perché guardiamo dove è cresciuto, come ha abbracciato con le radici la roccia. La vedete là sotto? Tu la vedi la roccia, Marcello? Guarda qua, guarda là sotto dove è la roccia, sotto le radici. La vedi grossa grossa? Ma guardando bene questo rimasuglio di albero, io ho visto che c'è qualcosa di particolare. Ma là ci sono. Perché? Queste cose qui, secondo voi, si sono formati da soli? No. Guardate, li tocco tane. e vanno via. Sono tane. Ma se guardo con un'attenzione un po' più particolare, non vedo solo pezzettini di legno che si staccano, ma vedo Termiti. buchi, Buchi. vedo buchi, Marcello, vedo guarda. buco, vedo buco, Sono tane quelle. vedo buco, vedo buco, vedo buco grosso. Buco grosso anche qua, con tanto di scavata in verticale, anche qui buco, pieno di buchi. Com'è possibile? Termiti. Tane di chi? Termiti. Formiche. Formiche, ma insomma, mica tanto. Termiti. Formiche, termiti. No, guardate bene quei buchi. Animaletti. Allora, gli Ragni. animaletti possono viverci dentro, Ragni. certo, le formiche, qualche animaletto che mangia legno, ma Guarda che bella per pietra. fare questi buchi qui, di che cosa avrò bisogno? Quello è effettivamente tutta una super serie di buchi di picchio. Che picchio sarà stato? Qui ci sono vari tipi di Picchio picchio. nero. C'è il picchio rosso maggiore e minore, c'è il picchio verde. Ma qual è il picchio reale? Il picchio reale non c'è. Te lo sei inventato? Ci sono un sacco di picchi particolari che però insomma hanno dei becchi. Come sono i becchi del picchio? Aspetta un secondo. Così lungo.
Così. Ha un becco così lungo, si spacca contro il legno. Poco. Così. È cortissimo, ma però può fare tante robe. Può fare tante robe. Tante Cosa robe. deve fare? Tanti buchi. E perché deve fare i buchi? Per fare le tane. Per mangiare. Spaccare l'albero. Per mangiare. Per fare i buchi e dopo andare a prendersi le tane. No, per gli animaletti. Per mettere le uova. Allora, ci sono due tipi di buchi. Uno per cercare da mangiare, cioè mangiare tutte le larvette che vivono là dentro e si sono mangiati il legno. Voi mangiate il legno? No. Non avete gli stessi gusti di queste larve che invece adorano il legno. A voi magari piacciono di più i pasticcini e i biscotti, ma alle larvette forse i biscotti non piacciono. Quindi un buco serve per mangiare, un altro buco però qui non c'è, è molto grande e scava dentro il legno, scava dentro, va giù in fondo e fa una stanza dentro il tronco. E mette le uova. E mettere le uova. E quindi quello è un nido. I picchi che ci sono qui sono o il picchio rosso, maggiore e minore, che di rosso ha solo un po' la pancetta, vedete? E il maschio ha la nuca rossa, perché quando batte sui legni fa un segnale sonoro. E muovendo la testa si vede questa macchietta rossa che si sposta, quindi c'è anche un segnale visivo. E sapete perché lo fa? Perché segna il territorio, dice picchi, questo è territorio mio, quindi state alla larga, queste larve me le mangio solo io. E soprattutto questi alberi me li controllo io. Secondo motivo? Perché voleva tutto per lui. E il secondo motivo è per cercarsi l'amorosa. E allora facendo questo suono e muovendo la testolina rossa, cerca l'amorosa. Se magari fa un suono carino e lui è carino, una picchia lo sceglie e decidono di mettere su famiglia. E quindi poi si forma la coppia e si va a cercare l'albero giusto dove fare il nido. Un picchio è questo. Ma qui il lavoro è consistente, quindi sicuramente ci potrebbe essere stato un picchio un po' più grosso che quando canta fa una specie di risatina, ed è questo, il picchio verde. Bello. Ma qui in Cansiglio, e lo si capisce da questi che sono dei buchi molto grandi, c'è un picchio che è grande così e si chiama picchio nero. Ed è grande, eccolo qua. Se tu stai in piedi, i tuoi compagni dietro non vedono niente. Sediti giù, Giacomo, sediti per terra. Picchio nero, ok? È bello grosso. Perché è nero e allora questi picchi con il becco che non è lungo ma è robusto, finisce a punta, come lo scalpello di tutti quegli artisti o gli artigiani che lavorano il legno. Hanno bisogno dello scalpello che poi sbattono con un martello per scavare e quindi creare queste fessure. Questa si chiama rosura di picchio, tutta questa strana, guardatela là, è tutta la rosura dei pezzettini di legno che cadono, guardate qua come è riuscito a togliere, si chiama rosura. E allora il picchio è venuto qui a cercare da mangiare. Questa è un'altra traccia, abbiamo visto tracce di scoiattolo e tracce di picchio nero. Si può sapere anche a quanto tempo risale questo lavoro? Ma qua un po' di tempo, qua forse Come si no. capisce? Si capisce perché qui si sono già formate le ragnatele, ecco. e quindi è passato un po' di tempo. Altro là è un po' bagnato, quindi vuol dire che da un po' che è tolta la corteccia, però qualche buchino un po' più recente, forse poi c'è stata una rivisitazione, cioè è venuto un altro picchio a vedere se c'era qualcos'altro da mangiare. Ma come fa il picchio a mangiare? Col becco? Sì, lui ci prova, ma non è sempre facile. Allora, vieni qua che mi serve un picchio, per favore. Era il nocciolino lui, ti Sì, ricordi? è il nocciolino, ma adesso si trasforma in picchio. Signori, vi presento il picchio nocciolino. Picchio nocciolino, quando deve mangiare, picchietta un po', fai così con la testa. Picchietta? Bravissimo, perfetto, perfetto. Adesso però ci vuole, il problema principale è il picchio. Per mangiare si ha bisogno del becco, ma secondo te le larve che sentono sul legno stanno lì a dire picchio mangiami? No, scappa. Ho una bella pancina perché ho mangiato tanto legno e quindi adesso sono pronto per te, mangiami. Cosa farà la larva? Cerca di scappare. Cerca di scappare. E lui come fa a mangiarla? Fa veloce. No, perché lui le sue zampe le usa per stare attaccato alla corteccia. Fa veloce con il becco. E allora state seduti un attimo, dentro il picchio c'è una lingua. Tira fuori la lingua.
Ottimo, una bella lingua lunga. Ma non è solo lunga, è anche sottile e anche appiccicosissima. E cosa fa? Tira dentro la lingua. Tira dentro la lingua. Dentro. Cosa fa? Quando ha fame fa un buco. Se riesce a beccare la larvetta la pizzica e se la mangia. Se no, tira fuori la lingua, la infila dentro il buchino, tira dentro la lingua, tirala, e si è mangiato la larvetta. Ma questa lingua, che è lunghissima, non si ferma alla base della bocca come la nostra, ma fa un giro lungo, arriva fino qui in testa, perché dentro la testolina del picchio c'è lo spazio per metterci la lingua. E sapete qual è il vantaggio di avere la lingua che arriva qua dietro? Che quando questo povero picchia tum 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 sull'albero, gli viene un mal di testa pazzesco. E allora con la lingua qua dietro il mal di testa non gli viene. Poi, come il nostro picchio nocciolino, scusa che tolgo un po' il capellino, hanno delle ottime guancette. E queste guancette morbide e muscolose fanno sì che il becco non si rompa. E questa è una strategia che hanno i picchi per poter catturare le larvette da mangiare e per poter anche fare questo lavoro di battere sui legni. Non solo. Il picchio poi ha delle zampe particolari. Ah, domandona, fermo là, nascondi le zampe. Quante dita hanno gli uccellini per ogni zampa? 3, 4, 8, 12. Quante dita? 4, 2, 1, 0, 2, 2. Avete mai visto una gallina? 3, 3, Beh, i piccioni voi a Piazza San Marco in giro per Venezia li avete visti? Quante? 3. Hanno una dietro anche. Ah, qua bisogna metterli davanti ai colombi. Ne ha 3. 4. 4. Perché ne ha una dietro. E quindi ne hanno? 4. 4. 3 Tre dita davanti e una dietro. Dietro. Il signor Picchio, che quindi ha 3 dita, scusa, 3 dita, no, 4 dita, 3 dita più una, tiriamo fuori questa, grazie. Per stare attaccato bene agli alberi, non è come una gallina, casca giù e sta così. Cosa ha fatto il signor Picchio? Ha messo 2 dita rivolte verso il basso e 2 verso l'alto, così si attacca meglio alle cortecce e non cade giù. E usa la coda per appoggiarsi. Ok? Perfetto. Picchio, sei fantastico. Ringraziamo il nostro Picchio per l'aiuto. Ciao piccolo nocciolino. E adesso, già che siamo qui, guardiamo gli altri 2 uccellini che vi ho annunciato prima e che stanno un po' cantando. Uno. E quando fa cif ciaf, ogni tanto si sente e questo uccellino grande così si chiama lui piccolo. Poi ce ne sono tanti che fanno un sacco di rumore adesso ve lo faccio, eccola qua, scusate, questa ve la faccio vedere. Vi ricordate quella che mette gli insetti nelle spine del filo? Eccola qui, averla piccola. Guardate com'è elegante, marroncina, grigia con una fascetta nera intorno agli occhi. Vi piace? Chiara, hai il capellino, un po' di sole ti fa bene, rinforza le tue difese immunitarie e diventi un super mega guardiano della natura. Io sono già un bel Figurati c'hai il capellino su. Un inghiottitoio. Siamo arrivati alla nostra destinazione. Io ho bambini alla mia schiena, non so cosa stiano facendo. Smetti di attaccarmi a me. Siamo nella parte alta del bus della LUM. La forra è molto profonda, la vediamo da qua. A volte quando ristagna l'umidità e cambia la temperatura si vede uscire del fumo. Perché? Staccati dalla rete, Marcello, te l'ho già detto. Allora, bimbi, un passo indietro tutti perché lì ve ne siete accorti c'è il fango. Se camminate sopra il fango si scivola. È come i vulcani. Non alzare la voce. Allora, là dentro è cresciuta un sacco di vegetazione, ma ci fa capire come il carsismo scava le rocce. Vicino a lei. Purtroppo lì dentro ci finiscono anche gli animali e una volta che sono caduti dentro non tornano più su. Come qualcuno ha visto c'è una croce che ci ricorda che purtroppo quando c'è stata la guerra qui dentro ci hanno infilato anche delle persone.
che ovviamente sono morte. Quindi è anche un luogo dove bisognerebbe portare rispetto. Gli scheletri non ci sono più perché purtroppo li hanno già tirati su i morti che c'erano qui. Non mi sembra una cosa divertente quella che stai dicendo, no? Allora, il bus della LUM lo vedete disegnato qui. Scendete, scendete giù, scendete giù, scendete giù, scendete giù. Allora, il bus della LUM lo vediamo rappresentato qui. Noi in questo momento siamo qua sopra. Quindi il punto che noi vediamo qui, il buco d'inizio, è solo questa parte. Poi il buco va giù. Fino in fondo. È lunghissimo. Quanti metri sono? 25. No. C'è scritto. Scala. La scala è l'unità di misura. Vediamo chi legge un po' le informazioni, mi dice quanto profondo è. 100 metri. Ah no. 150. Fermo Simone. Più di 100 metri. 25 metri. No. 3 chilometri. 3 chilometri. 1500 è un chilometro, mi sembra. 3 chilometri. No, sono circa 185 metri di profondità. Quindi è bello profondo. Non solo. Man mano che l'acqua scorre, va a consumare le rocce e le rocce ovviamente si consumano e creano questa forra. Ma se guardiamo qui abbiamo il bus della LUM, ma altri tipi di scavi, di gallerie. Perché qui sotto in Cansiglio ci sono delle gallerie che sono anche più lunghe di 3 km, proprio perché l'azione dell'acqua continua a scavare la roccia calcarea e quindi consumando la roccia crea le grotte e i buchi. Ovvio che qui dentro andremo a trovare tutte le piante, la vegetazione fino a che arriva la fine. Pensate un po'. Fino a dove troveremo le piante? Fino a dove arriva che cosa? Ti devi attaccare lì. L'acqua. L'acqua, no? L'acqua arriva e scivola. Pensa un po' a cosa serve una pianta. L'ossigeno. Non attaccatevi alla rete, per favore. L'ha già detto. Nutrimento. La pianta vive fino a dove arriva che cosa? Il fondo. L'acqua. L'acqua, no? L'acqua scivola, arriva fino in fondo, se no come fa a scavare? Pensate di cosa ha bisogno una pianta. La fotosintesi clorofilla. Quindi fino dove arriva che cosa? Fin dove arriva la luce troveremo le piante, poi non le troveremo più e troppo allora, nonostante le pareti così verticali, guardate gli alberi, sono riusciti a crescere lo stesso. Pensate alla fatica di far crescere le radici e per riuscire a resistere, se guardate quel tronco di abete rosso, in fondo si vede che sporge e si raddrizza. Fa una curva alla base del tronco e si raddrizza. C'è anche un faggio e c'è anche un acero campestre. Alcuni rami, quelli là sembrano come quelli là, gli alberi della giungla. Gli alberi della giungla perché sono tutti ricoperti di un muschio, in quanto qui ovviamente c'è molta più che cosa anche? C'è molta più umidità. Una volta pensavano che qui dentro ci vivessero delle streghe. Perché? Perché proprio per questo effetto di umidità e poi per le decomposizioni che avvengono, reazioni chimiche che avvengono in fondo, si formavano dei fumetti, a volte anche un po' colorati. E allora si pensava ci fossero delle streghe che facessero delle strane magie. Cosa c'è? Marcello, dimmi. C'è l'acqua. Non c'è l'acqua perché continua a scendere. Filtra dentro Ma Marcello. sottoterra Stai attento a quello che dice. Come ci avevi spiegato? Ma da quella parte? Da dove si va da quella parte? Di là non si va. È fermo, si blocca lì. È finita lì. Questo è un buco, vedi, è tutto rotondo ed è tutto scavato in profondità. Noi dovremo andare giù di quasi 200 metri.
sì, e questa non è neanche la più profonda del Cansiglio, solo che questa ha questo significato anche un po' triste per le persone che sono morte qui dentro. Quindi c'è una croce per ricordarle, e magari se facciamo un pensierino bello per queste persone non sarebbe male. Una preghierina, possiamo dire quello che vogliamo. Erano cadute le persone e le hanno sparate. Non le facevano calare dopo che hanno sparato da lato. Ecco, basta. Ok? Siamo a posto. Ok? Ce l'hai spiegata anche a scuola. Per cui brutti ricordi fatti da persone che Non l'abbiamo mai Ma si conosciuto. sono rotti la schiena. Marcello, non toccare la rete. Allora, adesso pian pianino ritorniamo indietro, rifacciamo il sentiero di prima per evitare gli spigoloni. Stavano anche Va avanti. Ma dopo dove lo posso? Giulia? No, vado avanti io. Se voi dovete mettervi come? State quando? Siete tutti sopra. Se la strada Adesso voi l'avete. Mamma. Poi cerchiamo questa parte di fondo. È uguale a com'era stamattina? No. No, vero? No. E poi cos'altro vedete? Perché non si vedono le robe. Ma altri non sapete. Non si vede. Non dimenticate. Ma la lezione è solo per due? Per due bambini la lezione? Adesso ci avviciniamo a questo là. Noi guardiamo un po'. Fermi sull'asfalto. Fermi sull'asfalto così guardiamo bene tutti insieme. Quello è un piccolo faggio. Tutte queste foglie verdi che sono qui sono piccoli faggi che stanno crescendo. Il loro destino è diventare così grandi se non li roviniamo. In mezzo è pieno zeppo di fagiole, guardate quante ce ne sono. Ma sono questi? Quelli sono i faggi. Nati un mese, non credo di più, e poi possono diventare così grandi. Un faggio piccolino. metto sopra il tuo posto. No. Un'altra faggiola. No, perché lo devi strappare? Spiegami. Chi è questo? Forse questo istante va di montagna, però più lontano dal quadro. Quando andiamo dove sei allora? Sono qua. Ah, sei indietro. È bella questa. Questa è mangiucchiata. Allora tienila. Tiziana, questa è stata mangiucchiata. Sì. No, è aperto, aperto è sparito il seme. L'ho trovato. Guardatevi un po' intorno. Andiamo vicino alla guida. Vedete? Cercate di capire un po'. Allora, Cercate di capire un po' la sensazione che provate in questo bosco. Se è uguale a quella che avete provato stamattina. Ma se tu continui a camminare sopra il ramo, è logico che cadi, no? Allora, provate a pensare un po' ai colori di stamattina e quelli di adesso. Alzate gli occhi verso il cielo. Nicole. È lo stesso colore che abbiamo visto stamattina? No. Gli abeti davano questa sensazione? No. Poi, guardate l'alto. Fermi, basta girarsi, mi seguite e vi girate un po'. Allora, lì per terra troviamo tutto il muschio. È vero o no? Ci siamo? Mentre qui guardate quanti licheni ci sono. Tutta la corteccia. Tutta la corteccia è piena di licheni. Guardate, ce ne sono di tanti tipi diversi. Questi sono quelli che sembrano farina, questi sono fogliosi, sembrano foglie, però sono un po' piatti, basta salire su quel ramo. E in mezzo